Presidente, un progetto che parte da lontano, lei sa di questa cosa da molto tempo. Sì, io sono stato informato e coinvolto in questa iniziativa nell'ottobre del 2008, quando mi hanno parlato di questa cosa e subito ho espresso il mio sostegno, quantomeno morale, per un'iniziativa che può avere una ricaduta davvero molto importante per questo territorio. È un territorio di eccellenza che ha portato alto il nome dell'Italia in giro per il mondo grazie ai suoi imprenditori che sono molto attenti e presenti nei mercati internazionali, per cui è un territorio che si merita queste Olimpiadi e noi faremo di tutto per mettere in bella evidenza i presupposti per questa candidatura. E allora in quest'ottica cosa possono fare gli industriali di Treviso per le Olimpiadi e viceversa cosa possono fare le Olimpiadi per il territorio e per gli industriali? Beh, gli industriali possono essere degli ambasciatori delle potenzialità di un'area che, come dicevamo, sono molto elevate, per cui possono spendere in giro per il mondo questa candidatura per trovare sostegno, ma possono soprattutto spendere questa candidatura anche a livello nazionale, perché evidentemente è un confronto con Roma, quello che dobbiamo prima di tutto vincere, e io credo che il valore di questo territorio veneto, il brand di Venezia e soprattutto la sua dotazione infrastrutturale di cui ci siamo dotati possa rappresentare un punto di eccellenza e un punto di forza soprattutto per vincere questo importante confronto. Grazie.